Eccoci alla seconda parte di Sette in Punto per questo lunedì 13 gennaio. Siamo con il nostro secondo gradito ospite che ci è venuto a trovare per trattare sempre dei problemi che hanno a che fare col traffico ferroviario. Si tratta di Ilario Simonaggio, segretario generale della FILT, la Federazione Italiana Lavoratori del Trasporto, CGIL del Veneto. Buongiorno a lei e grazie di essere con noi. Buongiorno a te, gli ascoltatori. Ilario Simonaggio è ovviamente la persona più indicata per trattare da un certo punto di vista, ovviamente quello della questione sindacale, una vicenda che ha a che fare con, avete sentito anche dal nostro precedente ospite, con migliaia di persone che quotidianamente si servono dei convogli ferroviari. Qual è, anzitutto, la domanda a bruciapelo, la vostra prima valutazione su questo nuovo orario cadenzato che è entrato in vigore alla fine dello scorso anno? Noi siamo perché ci sia il cadenzamento, che indubbiamente è di gran lunga, tra l'altro cose che nel nord Europa esistono da decenni, abituare gli utenti che non so, ogni 10 minuti c'è un treno, un metro, tutto il resto, mi ci pare la cosa più normale, più banale. Il problema è che si è voluto in Veneto partire con questa esperienza, quindi in linea teorica siamo d'accordo. Sì. Sul piano invece pratico si è partiti ovviamente con la coperta. Noi abbiamo detto che la coperta è troppo corta, cioè per fare un buon servizio ci vogliono 3 cose fondamentali, vale sia in Africa che nei paesi più sviluppati, cioè ci vuole le risorse, ci vogliono i mezzi, quindi i treni, i binari, le linee ferroviarie, e poi ci vuole il personale che conduce i treni, che fa le manutenzioni, che insomma garantisce prima, durante e dopo che la qualità a bordo e a terra sia sufficiente. Partire con la coperta corta ha significato che ai primi problemi proprio di natura tecnica non si è più stati in grado ovviamente quindi si è fatto una grande propaganda prima del 15 dicembre a cui noi avevamo più volte fatto presente che bisognava invece dimostrare di essere in grado di fare alcune operazioni, e poi alla prova dei fatti purtroppo abbiamo avuto delle sofferenze. Adesso stanno tutti correndo per provare a porre, come posso dire, i pannicelli caldi per migliorare la situazione. Noi tifiamo perché questo avvenga, quindi lo dico a scanso cioè noi siamo felici se abbiamo un buon servizio, perché indubbiamente anche per il lavoro e per i lavoratori si lavora molto meglio se gli utenti sono felici e contenti del trattamento che gli viene riservato. Per avere un buon servizio ci sono 4 criteri fondamentali che vengono. Il primo è la regolarità, cioè bisogna che il servizio sia regolare, che io so che vado in stazione e non ho le soppressioni di treni, intanto, primo elemento. Il secondo elemento è che sia puntuale, cioè quindi un servizio che so esattamente a che ora parto e so esattamente a che ora arrivo. Il terzo elemento riguarda quello che noi chiamiamo la qualità, non quella percepita, quella reale a bordo e a terra, quindi le obbligatoratrici, le biglietterie, il sovraffollamento, le porte non rotte, i gabinetti puliti, insomma tutto quello che si chiama insomma la qualità del servizio, sia a terra, perché ovviamente c'è anche una accoglienza che viene a terra, e poi a bordo del treno. Dentro poi questo contesto, per ultimo, ci sta come elemento di percezione un rapporto corretto tra qualità del servizio offerto e tariffa, perché è indubbio che è l'altro elemento. Allora, abbiamo detto prima, coperta troppo corta, perché in realtà la regione, noi la chiamiamo sempre con un po' di ironia, anche se vedo che poi non è molto apprezzata la nostra ironia, questa è una regione degli stradini e quindi ha sempre avuto molta attenzione alle strade e non altrettanta, noi diciamo, attenzione al trasporto pubblico locale, che è fatto ovviamente da vaporetti, visto che Venezia di fatto, sì. E tra l'altro a Venezia l'elemento della mobilità, del diritto alla mobilità è un elemento fondamentale, perché a differenza di altre città, lì è una città che vive sull'acqua e quindi avere a disposizione un numero adeguato di vaporetti che servono anche le isole della laguna è un elemento. Poi l'altro elemento è la gomma, quindi i bus praticamente. Poi abbiamo delle situazioni un po' strane, perché non sono né tram e né bus, sto parlando ovviamente del metro tram o metro bus, che è più corretto chiamare, di Mestre e di Padova, che sono i sistemi innovativi di massa che sono stati introdotti negli ultimi anni. E poi l'ultima questione riguarda ovviamente i treni. Questo insieme si chiama
trasporto regionale, trasporto pubblico locale regionale. Ovviamente per avere un buon servizio bisogna anche fare in modo che ci sia un'integrazione della rete. Sì. Per integrazione della rete intendo questo: se il ferroviario, che è il sistema più rigido, è la dorsale principale di collegamento tra le medie città venete, bisogna che le linee di adduzione di bus siano funzionali. Uno dei limiti di questa vicenda che ha riguardato l'orario cadenzato, che ha fatto sorridere amaramente, è che se l'ultimo bus che deve portare a casa la persona in comelico superiore non vengono cambiati gli orari a valle del cambio del treno, succede che il bus parte un quarto d'ora prima di quando arriva il treno a Belluno. E la persona quando arriva... esatto, il bus è già partito. Quindi l'altro elemento è che soprattutto le zone più periferiche abbiamo avuto anche un caso che avevamo segnalato, cioè le velocità commerciali sono molto basse. Il Veneto è una regione molto congestionata. E allora una delle formule di successo sarebbe migliorare le velocità commerciali. Per migliorarle bisognerebbe avere più corsie riservate, parlo in particolar modo di bus del servizio urbano, perché fin tanto che i bus corrono con attività promiscua insieme con le auto diventa un servizio poco attrattivo di nuova utenza. E l'altro elemento bisognerebbe creare le condizioni in cui c'è una minori rotture di carico possibile. Faccio l'esempio: se il cittadino che parte da Belluno deve arrivare a Padova o a Venezia per lavoro o per studio, gli fai fare più rotture di carico, vuol dire scendere da un treno e aspettare il treno successivo, è indubbio che se l'attesa è contenuta in qualche minuto e c'è un sistema ad orologi svizzeri, si dice così, che funziona, è un bel andare. Non è piacevole comunque il trasbordo, perché comunque è una complicazione, poi se l'utente ha anche valigie, passeggini, bambini, insomma già è un disturbo. Sì. Se però succede che deve aspettare più di un'ora, magari in una stazione che si chiama Monselice, così faccio degli esempi, in cui nel frattempo non si è provveduto a mettere neanche una pensilina, e quindi se è una giornata di gelo o piove, uno sta sotto la pioggia ad aspettare il treno, anche la mezz'ora che aspetta quel treno, oltre a allungare i tempi, diventa un... Allora, bisognerebbe che ci fosse un miglioramento complessivo del sistema, e notiamo invece che si fa fatica. Sa, la cosa che ci ha fatto effetto è il primo elemento che ha sottolineato è non sono stati fatti abbastanza finanziamenti. Noi per mesi abbiamo sentito la Regione e i suoi responsabili dire: col nuovo orario cadenzato sono stati fatti investimenti, nuovi convogli, la Regione, la sua testimonianza e la testimonianza anche di chi l'ha preceduta ci ha riferito di cifre irrisorie per quello che si voleva come miglioramento del servizio. Diamo dei numeri così evitiamo anche... Allora, il servizio oggi in Veneto sono 800 treni giornalmente che vengono offerti. Sì. Tra l'altro con una situazione che noi continuiamo a denunciare, perché in realtà noi abbiamo due tipi di sofferenze. Abbiamo una sofferenza al mattino presto e alla sera. Al mattino presto e alla sera c'è una parte importante di popolazione, in particolar modo quella che lavora a Venezia, che ha bisogno. Venezia, tra l'altro, essendo una città dove c'è un nutrito numero di alberghi, di attività turistica, di attività anche serale, sarebbe importante disporre di treni che consentono di arrivare prima delle 6, soprattutto i turnisti del mattino, e poi treni che consentono a uno che per lavoro, penso a uno che lavora in un ristorante, in una struttura, che possa avere un treno dopo le 23, le 24, cioè avere un treno. Se invece i treni sono principalmente concentrati nella fascia oraria dalle 8 alle 17 e dal lunedì al venerdì, vuol dire che tutti i tornisti, per esempio degli ospedali, i quali lavorano su 7 giorni su 7, il sabato e domenica non possono, pagano un abbonamento ma non hanno il treno che li porta, al mattino e alla sera c'è una sofferenza notevole. Ho fatto un po' di iniziative pubbliche, soprattutto nell'area del Porto Gurarese, e la gente mi segnalava, Simonaggio, che per noi, per andare a lavorare, dobbiamo studiare come comportarci e pagare il tassì, che da Porto Gruaro a Venezia costa 80-90 euro, sì, quindi appunto, costa quanto una giornata di lavoro. Quindi, anche perché poi i salari sono quello che sono, e se poi uno lavora addirittura part-time con un ultimo salasso di pedaggi autostradali o con questa situazione, diventa complicato garantire quello che si chiama il diritto alla mobilità. Ora, 800
treni. Attenzione, la regione dice abbiamo aumentato di 200, Regione Trenitalia. Non è vero, cioè in realtà da 600 sono diventate 800, ma le tratte sono più brevi, quindi in realtà c'è un miglioramento e un aumento del servizio di circa il 5%, però in realtà tratte più brevi. Ma il nodo più delicato è questo: per fare questo servizio ci vogliono all'incirca 100 treni al giorno che operino le varie tratte ferroviarie. La Regione ne ha comprato 20 complessi di treni, finora ne sono stati consegnati 12, quindi noi abbiamo di fatto oggi, gli ultimi arriveranno nei prossimi mesi, quindi gli ultimi 8 che vengono consegnati alla Stadler, che è la società che ha vinto la gara, verranno consegnati a giugno 2014. Per ora ne abbiamo 12. Quindi noi abbiamo treni nuovi, il 12% dell'offerta. Se uno va in stazione ferroviaria a Padova piuttosto che a Mestre, ha la probabilità di trovare il 90% materiale rotabile che ormai ha decenni. Perché noi in realtà abbiamo treni che hanno 30-40 anni e che in un paese normale bisognerebbe... L'altro elemento che abbiamo posto quando prima parlavo di risorse è questo: un treno costa all'incirca 10 milioni di euro, quindi l'acquisto che la Regione ha fatto di 22 nuovi treni costa all'incirca 220 milioni di euro, ha previsto di pagarli con un mutuo a 30 anni. Allora bisognerebbe che ci fosse una capacità di investimento notevole per porsi il problema di cambiare anche gli altri 80 treni che hanno già i segni del tempo in maniera significativa, e che presupporrebbe un investimento straordinario dello Stato centrale, della Regione e di Trenitalia per consentire di dire, 10 anni, allora a tamburo battente ogni 3 anni cambiamo un 20 treni in questa regione. Invece Letta ha invertito il processo con l'ultima legge di stabilità, ma siamo in presenza dell'acquisto di 20 treni, 200 milioni ha messo, per tutta la nazione, vuol dire un treno per regione. Noi corriamo il rischio, ecco, è comprensibile. D'altra parte lo slogan ancora quando era primo ministro, presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi, era 1000 nuovi treni. Poi è rimasto solo lo slogan, i 1000 nuovi treni non sono arrivati. Noi ci fermiamo un momento, rimanete con noi per le considerazioni della parte conclusiva piuttosto corposa con Ilario Simonaggio, che è il segretario generale della FILT CGIL del Veneto. A tra poco. A chi gli chiede come risponde alla richiesta di dimissioni da parte dell'opposizione in Consiglio regionale, l'assessore alla mobilità ed infrastrutture della Regione Veneto, Renato Chisso, replica che semmai dovrebbe presentarle Mario Moretti, amministratore di Trenitalia, perché la dibattuta vicenda degli orari cadenzati dei convogli regionali per i pendolari, partiti sì con il piede sbagliato, esige comunque un chiarimento, anzitutto di competenze. Facciamo il punto della situazione a proposito di questo nuovo orario dei convogli ferroviari in Veneto. Ma allora, l'orario cadenzato è entrato lunedì scorso, il primo giorno di gestione è un fallimento, è un disastro, abbiamo già richiamato Trenitalia, ma una cosa è l'orario cadenzato, un'altra cosa è la gestione di Trenitalia. Noi abbiamo visto che il primo giorno ci sono stati tanti disguidi da parte di Trenitalia che non dovevano accadere. Per quanto riguarda invece l'orario cadenzato, si sta andando avanti nella modifica, si sta andando avanti nell'adeguamento, in un rapporto con le comunità, in un rapporto con i sindaci, ma in un rapporto anche con i singoli utenti, tant'è che aperto il numero verde noi lo prendiamo in considerazione tutte quelle proposte di modifica che stanno venendo in questi giorni. Con Trenitalia abbiamo un contratto che scade alla fine del 14, 31/12/14, in questa maniera cerchiamo di metterlo a posto, di avere rapporto con loro, di indicarli, di pungolarli da questo punto di vista, oppure alla fine del contratto troveremo qualcun altro. Questa, lo precisiamo, è una intervista che è stata realizzata prima di Natale, ma che vi abbiamo voluto proporre per ascoltare proprio il parere della parte che non è coinvolta direttamente e fisicamente in questa nostra mattinata insieme. Siamo con Ilario Simonaggio, segretario generale della FILT CGIL del Veneto, al quale giriamo la questione proprio relativa anche alle parole dell'assessore Chisso. Secondo lei il fatto che adesso la Regione Veneto abbia deciso di non rinnovare la convenzione con Trenitalia? Dunque, il contratto è un contratto di 6 anni
ed è previsto praticamente, scade il 31 dicembre 2014 ed era prevista la possibilità di esercitare la risoluzione del contratto entro il 31 dicembre. Quindi la Regione ha fatto un atto legittimo. Ora, noi abbiamo avuto tra virgolette uno scontro il 2 di gennaio, non tanto legato a questo fatto qui, è un fatto naturale, cioè la decisione, la Regione poteva scegliere di fare una trattativa privata o di fare la gara. Noi abbiamo detto, attenzione perché la gara, anche la facciamo e vada a buon fine, c'è un tempo che è intanto l'anno che abbiamo. Il secondo elemento è che la società che vince la gara ha 2 anni di tempo per subentrare, soprattutto se è una società che non dispone di mezzi, di patrimonio proprio, per cui ha bisogno di ordinare i treni, di organizzare il servizio, eccetera. Quindi noi corriamo il rischio che, se tutto va bene, questa società arriverà nel 2017. Abbiamo insistito a dire, guardate che la gara non è la soluzione dei problemi, la soluzione dei problemi è la soluzione dei problemi, cioè il fatto che le persone possano disporre di un servizio di qualità, a prescindere da chi poi gestisce materialmente quel servizio. E soprattutto, attenzione, perché una fase transitoria così lunga presuppone che tu ti occupi tempestivamente di risolvere i guai qui e ora e non che mi rilanci un'operazione dicendo fra 3 anni avremo... E poi abbiamo insistito molto su un elemento, perché le gare diventano una cosa attraente e importante se sono gare adeguatamente finanziate, dove ci sono dei servizi ricchi, perché sennò è inutile teorizzare che arriveranno le ferrovie inglesi piuttosto che quelle tedesche, quelle svizzere, quelle francesi, tanto per restare insomma a competitori rispetto a Trenitalia con le spalle larghe, con il patrimonio e con le capacità tutto il resto, perché i tedeschi per esempio OBB arriveranno insieme con gli austriaci se notano che c'è una gara che la posta in gioco per la gara è economicamente interessante, se il servizio da acquisire è interessante, se c'è un'idea a monte di uno sviluppo del servizio ferroviario. Sì, solo a determinate condizioni. E quindi bisogna che tu crei a monte queste condizioni, che decidi per esempio che nelle nostre città scegli di, tra virgolette, penalizzare l'auto privata per alcuni spostamenti per dare modo di attrarre nuova utenza e quindi che il servizio pubblico locale non sia solo un servizio offerto alle fasce più deboli della popolazione, un po' come avviene nel nord Europa, perché se tu hai molta alta frequenza, cioè un'offerta dignitosa e di qualità e un'alta frequenza, è indubbio che molti anche professionisti sono invogliati per ragioni persino nobili, anche non solo per un buon senso dal punto di vista ambientale, ma proprio anche come un elemento di non avere insomma la preoccupazione dell'auto e dove la parcheggio, dove la metto e quindi insomma le cose insomma che tra l'altro chi di noi si reca per lavoro o per studio o per altri motivi in Nord Europa, insomma, vede tranquillamente. I parigini, per esempio, buona parte della popolazione parigina non ha un'auto, perché ha una offerta di servizi pubblici che non serve l'auto. Quella volta che devono andare in campagna o per tempo libero o per altro, noleggiano l'auto per quel giorno. È molto più conveniente, insomma, Qui in Italia sarebbe impossibile, un po' per la dispersione territoriale, ma un po' perché il servizio di trasporto non è servizio affidabile dal punto di vista generale. Mamma mia. Sì, indubbiamente. No, sa, noi per esempio raccogliamo ovviamente anche quelle che sono le rimostranze, per esempio di spettatori. Ci ha telefonato una persona dicendo ma invece di investire sull'alta velocità, con tutto il rispetto per l'alta velocità e il miglioramento del servizio, pensare un po' di più ai pendolari. Dunque l'alta velocità andrebbe spiegata questa roba. Allora, intanto i pendolari è il 90% del trasporto, quindi chi telefona ha ragione, cioè bisognerebbe preoccuparsi dove abbiamo il grosso dei cittadini che chiedono il servizio. L'alta velocità però è un servizio tra virgolette commerciale, quindi in realtà lì abbiamo provato a migliorare un pezzo di una gamma. Ricordo che le gamme dei servizi sono 6. I tedeschi sono così bravi da riuscire a fare utili in tutti i 6 gamme dei servizi, noi invece no. E la dimostrazione però è che quindi a monte c'è una capacità organizzativa gestionale notevole. Noi abbiamo difficoltà sui treni a lunga percorrenza, perché tra l'altro abbiamo creato le condizioni in cui, devo dire che poste e treni erano le cose che avevano unito l'Italia, forse
i treni ancora di più, l'Italia dell'800 era quel meccanismo insomma dell'immigrante delle regioni del sud. Allora, l'averli spezzettati è stato uno degli elementi. Buona parte delle merci potrebbe essere trasportata per ferrovia. Noi in realtà invece trasportiamo più del 90% delle merci con i camion, con tutta una serie di problemi di inquinamento, di sicurezza e congestione stradale, quando invece per le tratte medio-lunghe, non quelle brevi di consegna dell'ultimo miglio, ma diciamo dai 250-300 km in su, nel nord Europa portano tutto attraverso sistemi che non è il camion, a partire ovviamente da ferrovia, le chiatte per ciò che riguarda i fiumi navigabili del nord Europa, eccetera. Allora bisognerebbe organizzare un servizio e così i treni regionali. I treni regionali non è solo il Veneto che è messo male, è tutta l'Italia che è messa male. Lì servirebbero poderosi investimenti, ma anche la decisione che quello diventa un pezzo importante di un servizio che ti offre i cittadini. E tra l'altro diventerebbe anche una grande dinamica azione per superare la crisi e per dare sviluppo, perché in realtà ricordo sempre che intorno al lavoro ferroviario c'è tutto un altro pezzo di mondo che lavora, da quelli che ovviamente fanno le massicciate a quelli che costruiscono i treni, cioè c'è un mondo di attività e tra l'altro sarebbe anche lavoro importante perché noi anche nel 3000 d.C. avremo ancora dei treni, non saranno quelli che oggi vediamo noi nelle nostre tratte ferroviarie, ma sicuramente al pari del frigorifero anche il treno, insomma, nei secoli a venire avrà comunque una sorte. E allora investire anche in quel pezzo di tecnologia con una attenzione a innovazione e ricerca, capacità di tenere un segmento importante di attività diventerebbe decisivo. Noi per esempio abbiamo ormai chiuso quasi tutte le fabbriche che producono bus. Noi se vogliamo acquistare un bus dobbiamo andare all'estero, perché è stato perso un sapere operaio, un sapere imprenditoriale ed è dovuto al fatto che se ne ordini sempre di meno e consideri residuale l'attività di treni e del trasporto pubblico locale, le conseguenze sono queste anche per l'industria italiana. Senta, una questione legata al costo sociale anche di questi disservizi ferroviari. Cioè, come diceva giustamente la persona che l'ha preceduta, il treno non arriva o arriva in ritardo, c'è il lavoratore che arriva un'ora, 2 ore dopo, cioè quell'ora, 2 ore che non ha potuto lavorare. I calcoli che ha fatto gli istituti, le fondazioni per esempio specializzate nel settore, parlano che l'Italia paga un prezzo che sta tra i 30 e gli 80 miliardi di euro all'anno dovuti a una cattiva logistica dal punto di vista trasportistico. Vale sia per le ore che passiamo in automobile ad aspettare. Noi abbiamo, adesso prendo Padova perché sono a Padova, una bassissima velocità commerciale. Padova come velocità commerciale è 13 km all'ora. Solo riuscire a migliorare di qualche chilometro all'ora determinerebbe ovviamente un elemento di valore notevole di miglioramento intanto della qualità della vita e poi anche del meccanismo ovviamente, perché le merci che vengono trasportate costano, le persone che si devono muovere costano, c'è un costo, voglio dire, sia sociale sia economico pesantissimo. Cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe creare le condizioni in cui insomma facciamo delle scelte. Cito sempre il caso, cioè il trasporto pubblico locale dovrebbe avere in qualche modo migliorare decisamente gli indici di cui abbiamo parlato prima, ma poi dovrebbe essere una priorità, cioè decidere in qualche modo che faccio più corsie riservate, più corsie protette e quindi anche lo stesso tram di Padova che doveva viaggiare a 24 km all'ora in realtà sta a 16-17 km all'ora, cioè perché corre per una parte in uso promiscuo con le automobili che li sfrecciano da una parte e dall'altra. Allora capisco che siamo dentro a città che hanno sezioni molto delicate e che non è facile questa soluzione, perché è più facile. Però è indubbio che se facessimo una scelta chiara a favore dei mezzi pubblici e del trasporto pubblico, indubbiamente ci sarebbe una condizione migliore anche dal punto di vista anche della salute, perché poi tutto quello che noi scarichiamo, ricordo che il primo elemento di PM10 particelle che scarichiamo nell'atmosfera sono ovviamente quelle da circolazione delle auto, dei bus, insomma, di quello che si muove nelle nostre città. Sì, verrebbe quasi da, come dire, allargare il discorso e dire il vero problema dell'Italia, al di là ovviamente di una crisi che ha colpito duro, è proprio la perdita di credibilità, andiamo
dalle istituzioni alla politica e anche ad un settore nevralgico come quello dei trasporti. Cioè sembra quasi che manchi da parte dell'utente una fiducia in quella che è la redditività e l'efficienza del trasporto, a partire da quello urbano fino a quello, insomma, ferroviario. Noi siamo stati fermi troppi anni. Troppi. E questo vale un po' per tutto il settore del trasporto. Adesso potrei dilungarmi perché faccio un esempio. Noi abbiamo deciso a un certo punto di competere con il Nord Africa e non con il Nord Europa e quindi anche come noi muoviamo le merci. Per dare un dato, se le merci prodotte nella pianura padana sono più convenienti da spedire nei mercati nel Nord America piuttosto che nell'est asiatico, sì. È più conveniente spedirle dai porti tirrenici o addirittura dai porti del Nord Europa, e quando i porti dell'Adriatico stanno a poche decine di chilometri, c'è una prima domanda che qui non abbiamo nessun grande operatore logistico in grado di organizzare una rete trasportistica, parlo delle merci, ma sì. Merci e passeggeri abbiamo lo stesso problema, perché se l'Italia subirà purtroppo le conseguenze di diventare una società sempre più piccola e sempre più domestica, è indubbio che anche dal punto di vista del nostro paese, che era il primo paese al mondo per turismo, noi siamo precipitati al 5° posto e spero che sia finita, che almeno difendiamo quel quinto, ma ci ha sopravanzato paesi che indubbiamente non avevano più bellezze di noi. No. Allora, lasciando perdere Stati Uniti e Cina, che sono 2 grandi paesi, ma Francia e Spagna stanno stabilmente davanti a noi, sì. Benché indubbiamente io penso che le bellezze italiane non sono nemmeno comparabili con gli altri 2 paesi europei, ma è la dimostrazione di un sistema che fa fatica. Bisognerebbe cambiare, ovviamente, decidere meno sprechi, meno sperperi, decidere che ci sono delle priorità e dentro quelle priorità investire anche un pezzo di risorse significative di questo paese per creare quelle condizioni adesso siamo ai trasporti, di creare quelle condizioni anche di competizione in cui, insomma, dimostriamo che ci tiriamo fuori. Devo dire che poi noi paghiamo anche alcune cose che anche di questi ultimi governi, perché quando è arrivata la crisi nel 2008, se il Presidente del Consiglio, invece di dire che andava tutto bene, che i ristoranti erano pieni e tutto funzionava, si fosse preoccupato come la Germania, la quale non vuole pagare i debiti italiani, no. Ma la Germania, faccio l'esempio, lo cito sempre, che quell'anno lì la legge finanziaria italiana ha messo a disposizione 100 milioni di euro per i porti. Poi sono diventati 50 perché 50 sono serviti per pagare, per evitare il fallimento di Tirrenia, che è la compagnia di Stato all'epoca. Allora, noi abbiamo messo 50 per 43 porti in Italia. Mi sono studiato il porto di Amburgo, che non è nemmeno il più grande dei porti in Nord Europa, e solo il Land che riguardava quella di fronte alla crisi hanno buttato 300 milioni di euro. Solo il Land, senza i contributi che poi venivano dallo Stato centrale, con l'idea che hanno detto, siccome un giorno questa crisi finirà, noi nel frattempo cogliamo questa opportunità della crisi per rimettere i fondamentali a posto, in modo che quel giorno che la crisi finisce noi siamo pronti. Abbiamo fatto le nuove banchine, i nuovi terminal, ovviamente ho parlato di porti, ma per far capire, noi tutte quelle cose non le facciamo. Noi disperdiamo molte volte i fondi, cito sempre quando un paese ha troppi aeroporti, troppi interporti, troppi porti, corre il rischio ma vale così per molte delle nostre cose. Sì. Invece dovremmo puntare all'eccellenza, a migliorare i fondamentali dal punto di vista e concentrare le poche risorse di cui disponiamo in modo che quelli diventano punti di eccellenza. È una delle scommesse che bisogna provare a giocare in questo paese. Poi ci siamo insognati, per esempio, i 2 hub, Roma e Milano, in realtà non siamo in grado di difendere neanche uno, che è la dimostrazione che una serie anche di scelte proprio sbagliate, con l'idea, insomma, del piedilista, insomma. Sì, l'impressione è proprio che manchi una strategia e soprattutto ci sia ancora la convinzione che la capacità italiana di arrangiarsi sempre e comunque nelle situazioni, cioè al giorno d'oggi non ha più ragione di esistere, perché sono ben altre le condizioni, cioè è un mercato diverso, insomma, al giorno d'oggi bisogna... Sì, è una competizione globale, non è più i dazi protettivi, non è più la svalutazione della lira, cioè quei fondamentali che noi abbiamo sfruttato, lo sfruttamento del lavoro, salari bassi, tutta una serie di condizioni, lo spreco ambientale che abbiamo e i danni ambientali che abbiamo prodotto, tutte quelle condizioni lì oggi non ci sono più. E allora bisogna decidere di difendere il nostro apparato industriale, che è decisivo, perché comunque 1/3 del PIL italiano è ancora fatto da industria.
A me non piace chi continua a parlare di post-industria, bisogna pensare che l'industria che abbiamo, che significa anche milioni di posti di lavoro, va difesa e tutelata, bisogna pensare a una tassazione che aiuti di più i lavoratori e le imprese, e molto probabilmente bisogna fare delle scelte in cui insomma, forse patrimoniale e la tassazione sulle rendite speculative e parassitarie, compreso ovviamente una lotta vera all'evasione e all'elusione fiscale, che è uno degli altri pezzi. Il pezzo poi delle tasse recuperate quei soldi vanno spesi bene, perché uno dei problemi che anch'io condivido è che non basta recuperare delle risorse, bisogna poi spenderli bene, non sprecarli in mille rivoli ma concentrare alcune scelte, adesso siamo nei trasporti, insomma, in cui insomma, sia possibile anche poi misurare il costo dell'investimento e la ricaduta positiva in termini sociali, occupazionali ed economici per l'intero sistema paese. Bisognerebbe sì cominciare a ragionare in questi termini, insomma. Diremmo che è venuto il momento. Ed è anche venuto il momento dei saluti. Noi ringraziamo Ilario Simonaggio per la sua descrizione, quanto mai esaustiva e anche, crediamo, estremamente chiara per chi ci ha ascoltato da casa. Ilario Simonaggio, segretario generale della FIT, la Federazione Italiana Lavoratori del Trasporto, CGIL del Veneto. Grazie anche a lei e buona settimana. Grazie. Grazie al nostro ospite e a voi per averci seguito. Domani si parlerà di amministrazione pubblica e di politica con Antonella Prigioni e i suoi ospiti. Le nostre edizioni di TG7 a partire dalle 12:35 circa. Grazie, buona giornata e buon inizio di settimana a tutti. Arrivederci.